Siete pronti per un viaggio straordinario nella vita di un uomo che ha cambiato il corso della storia? Preparatevi ad essere colpiti dalla forza di un amore incondizionato, dalla dolcezza di un'anima pura e dalla determinazione di un vero e proprio eroe. Oggi vi parleremo di San Francesco, una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo e che continuerà a ispirare generazioni per sempre. Preparatevi ad essere affascinati, emozionati e trasformati dalla storia di un uomo che ha scelto la via della povertà, dell'obbedienza e dell'amore. Questo video vi porterà in un viaggio attraverso la vita di San Francesco, dalle sue origini misteriose fino alle stimmate che ha ricevuto come segno del suo amore per Dio. Non perdete l'occasione di scoprire come un singolo individuo possa cambiare il mondo intero. Restate collegati fino alla fine, perché non vorrete perdervi nemmeno un secondo di questa emozionante storia. Benvenuti nel mondo di San Francesco. San Francesco nacque ad Assisi nel 1182 da Pietro Bernardone e Pica. La sua nascita fu caratterizzata da eventi misteriosi, come la predizione di un mendicante e il desiderio della madre di essere condotta nella stalla durante il parto. Fin da giovane, Francesco era vivace e amava divertirsi con gli amici, partecipando a feste e cene. Il padre lo avviò al commercio e Francesco si dimostrò molto abile in questa attività, combattendo anche in guerra e subendo una lunga prigionia. Tuttavia, la grazia di Dio lavorava nella sua vita. Un giorno, mentre era assorto in pensieri, Francesco disse agli amici che avrebbe sposato la donna più bella e amabile del mondo, riferendosi alla Madonna Povertà. Successivamente, durante una visita alla chiesa di San Damiano, Francesco fu toccato da un brano del Vangelo che gli parlava di abbandonare i beni materiali e seguire Cristo. Il crocifisso di San Damiano sembrò parlare a Francesco, chiedendogli di restaurare la chiesa. Francesco si spogliò di tutti i suoi averi e li donò in elemosina, dichiarando di non avere più un padre terreno, ma solo un padre celeste. Da quel momento in poi, Francesco si dedicò completamente alla vita di povertà e alla cura dei poveri e degli ammalati. Fondò l'Ordine dei Frati Minori, insegnando ai suoi seguaci a lavorare, pregare, elemosinare e vivere nella più assoluta povertà. Nel 1209 Francesco e i suoi seguaci si riunirono a Rivotorto, iniziando la prima scuola di formazione e praticando la questua per sostenersi e per restaurare le chiese danneggiate. Francesco portava benedizione ovunque passasse, promuovendo la pace tra le fazioni e l'amore tra i nemici. Convertiva i peccatori, aiutava i poveri e proteggeva gli oppressi. I 3 voti francescani, obbedienza, povertà e castità, non erano pesi, ma liberavano Francesco e i suoi seguaci dai vizi del mondo. Francesco fu benedetto dal Papa e diffuso la sua opera in tutto il mondo, fondando le Clarisse e diffondendo il Terz'Ordine. Viaggiò in Egitto e Palestina per promuovere la pace tra i popoli e mandò apostoli per portare il messaggio di pace e bene. A Laverna, Francesco ricevette le stimmate, le sacre ferite di Cristo, come segno del suo amore per il suo servitore fedele. Compose anche laudi in onore di Dio, esclamando che l'amore non era amato abbastanza. San Francesco morì il 3 ottobre 1226, benedicendo i suoi figli
e la sua amata città di Assisi. Fu considerato il più santo degli italiani e il più italiano dei santi. Insieme a Santa Caterina da Siena è uno dei grandi protettori dell'Italia. San Francesco, noto per il suo profondo amore per gli animali, li considerava come i nostri fratellini più piccoli. Li accarezzava con cura e affetto. Desiderava persino scrivere una lettera a Federico II, implorandolo di emanare un editto che durante il Natale le strade fossero cosparse di granaglie e grano per gli uccelli. Anche loro avrebbero dovuto gioire per la nascita del Redentore. Per proteggerli dal calpestio, si assicurava che i vermi fossero allontanati dai sentieri. A Sant'Angelo in Pantanelli, presso Orvieto, c'è ancora una roccia sul fiume Tevere da cui avrebbe gettato i pesci che gli erano stati regalati. Un giorno, mendicando l'elemosina insieme a frate Masseo, San Francesco si imbatté in un uomo che portava sulle spalle 2 agnelli legati che belavano dolorosamente diretti al mercato. Sentendo quei lamenti, il servo di Dio fu profondamente commosso. Si avvicinò ai piccoli agnelli e li accarezzò, proprio come farebbe una madre con i suoi figli che piangono, colmo di compassione. Si rivolse quindi al proprietario e chiese: «Perché tormenti i miei piccoli fratelli agnelli, tenendoli legati e penzolanti così?» L'uomo rispose: «Li sto portando al mercato per venderli. Ho bisogno di denaro». Francesco chiese ulteriori dettagli. «Cosa accadrà a loro?» L'uomo rispose tristemente: «I compratori li uccideranno e li mangeranno». All'udire ciò, il santo esclamò: «Non sarà mai così. Prendi il mio mantello come compenso e dammi gli agnelli». L'uomo accettò con gioia uno scambio così inaspettato, poiché il mantello di Francesco, preso a prestito quel giorno proprio per proteggersi dal freddo, valeva molto più delle bestiole. Infatti, ogni creatura proclama: «Dio mi ha creato per te, o essere umano». Noi che abbiamo vissuto accanto a San Francesco abbiamo visto la sua gioia interiore ed esteriore in quasi tutte le creature. Quando le toccava o le osservava, il suo spirito sembrava elevarsi in cielo, oltrepassando i confini terreni. E a causa dell'immensa gioia che ha ricevuto e continua a ricevere da tutte le creature, poco prima della sua morte, ha composto il Cantico delle Creature. Attraverso questo inno incoraggiava i cuori a lodare Dio, affinché il Signore potesse essere glorificato dall'umanità attraverso le sue stesse creazioni. Per San Francesco, il Natale era la festa più importante, perché rappresentava il momento in cui Dio stesso si incarnava come fratello degli uomini. Il santo dell'umiltà si commuoveva di fronte all'infinita umiliazione di Dio che si fa uomo. Il santo della povertà piangeva pensando all'estrema indigenza di Gesù, nato in una stalla. E infine il santo della perfetta gioia si rallegrava del ricordo dell'Alleluia celeste. Il Natale era quindi la festa più francescana dell'anno liturgico, in cui si celebravano l'umiltà, la povertà e l'innocenza. I 3 voti francescani risplendevano con grande splendore nel Natale. San Francesco desiderava persino parlare all'imperatore per chiedergli di emanare un decreto affinché, nel giorno di Natale, tutti coloro che potessero lo facessero,
spargendo grano per le strade in modo che gli uccelli avessero abbondante cibo in quel giorno così solenne. Questo sarebbe stato un modo per rendere evidente la gioia del Natale, comunicandola anche agli abitanti dell'area attraverso il cibo. In un anno in cui il Natale cadeva di venerdì, il fratello Monco, il cuoco, era indeciso se preparare un pasto di carne o di pesce. San Francesco lo redarguì dicendo: «Saresti peccatore, o fratello, chiamando venerdì il giorno in cui è nato Gesù. Vorrei che in un giorno come questo anche le pareti mangiassero carne, e se non possono farlo, almeno fossero unte dall'esterno». Solo la fantasia di un uomo sobrio e moderato come lui poteva immaginare una cosa del genere. Nell'inverno del 1223 San Francesco ebbe l'idea di realizzare la prima rappresentazione sacra. Chiamò Giovanni Velita, signore di Greccio, e gli disse: «Ho pensato di rievocare vivamente il ricordo di quel bambino celeste nato a Betlem, facendo rivivere davanti ai suoi occhi e al mio cuore le incomodità delle sue necessità infantili. Vederlo disteso su un po' di paglia, riscaldato dal respiro di un bue e di un asinello». Così, nella notte di Natale del 1223, nel bosco di Greccio, ebbe luogo la prima rappresentazione natalizia inventata da San Francesco, il presepio. Un sacerdote celebrò la messa di mezzanotte su una mangiatoia. San Francesco, essendo solo diacono e non sacerdote, cantò il Vangelo della nascita e lo spiegò al popolo, radunato nel bosco di Greccio con torce accese. Chiamava Gesù il bambino di Betlem e, secondo il suo primo biografo, mentre pronunciava queste parole, sembrava una pecora che belava, poiché la sua bocca era così piena, non tanto di voce, ma di dolce affetto. E nominando il bambino di Betlem, o dicendo Gesù, si leccava le labbra con la lingua, quasi a gustare e deglutire la dolcezza di quel nome. Durante il soggiorno di San Francesco a Gubbio, nella campagna circostante, apparve un lupo terribile e feroce che attaccava e uccideva gli animali. Gli abitanti della città erano terrorizzati e non osavano più uscire. Decisero quindi di organizzare una caccia al lupo. Tuttavia San Francesco, mosso da compassione per gli uomini e per il lupo, decise di andare incontro all'animale. Quando incontrò il lupo, la belva si avvicinò minacciosa con la bocca spalancata. San Francesco gli si avvicinò, chiamandolo fratello lupo, e gli ordinò, in nome di Cristo, di non fare del male a nessuno. Come per miracolo, il lupo terribile si fermò e si avvicinò in modo docile, accovacciandosi ai piedi del santo. San Francesco aggiunse che era ora di fare pace con gli uomini e che, se il lupo avesse rispettato questa promessa, non avrebbe più sofferto la fame, ma sarebbe stato nutrito dagli abitanti per tutta la vita. Il lupo accettò la proposta abbassando il capo e sollevò la zampa, posandola nella mano di San Francesco. Il santo Ghilì ordinò quindi di seguirlo senza timore. Così San Francesco e il lupo fecero il loro ingresso a Gubbio sotto gli occhi stupiti dei cittadini. Nella grande piazza del mercato il santo parlò della promessa fatta dal lupo. Su richiesta di San Francesco, l'animale sollevò la zampa destra e la posò sulla mano del santo. Tutto il popolo iniziò a lodare e benedire il Signore.
Il lupo visse per alcuni anni, nutrito generosamente dalla gente. Morì di vecchiaia. I cittadini rimasero molto afflitti dalla sua morte, poiché vedendolo passeggiare docilmente per la città, si ricordavano della virtù e della santità di San Francesco. Il tau era un simbolo molto significativo per San Francesco. Egli lo considerava simile alla croce e gli attribuiva un ruolo importante nella sua vita e nei suoi gesti. Il tau rappresentava la forza salvatrice e incarnava la beatitudine della povertà, uno dei principi fondamentali della vita francescana. San Francesco vedeva nel Tao un simbolo che rivelava una profonda convinzione spirituale. La croce di Cristo era l'unica via di salvezza per ogni uomo. Egli utilizzava il Tao come un sigillo personale, apponendolo su ogni lettera che inviava, sia per necessità che per spirito di carità. Inoltre usava il Tau come inizio delle sue azioni, come segno distintivo della sua identità francescana. Il Tau rappresentava per San Francesco un legame profondo con il sacrificio di Cristo sulla croce e con la sua missione di seguire l'esempio di Cristo nella povertà e nell'amore per tutti gli esseri umani. Era un simbolo che gli ricordava costantemente il suo impegno a vivere secondo i valori evangelici di umiltà, povertà e carità. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, o Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu, tramite Lui, ci dai la luce. E Lui è bello e raggiante con grande splendore. Te, o Altissimo, simboleggia. Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene. Produce diversi frutti, con fiori variopinti ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte,
mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. E il Signore mi dette tale fede nelle chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come i miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue che essi ricevono ad essi soli, amministrano agli altri. E voglio che questi santissimi misteri, sopra tutte le altre cose, siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. E dovunque troverò manoscritti con i nomi santissimi e le parole di Lui in luoghi indecenti, voglio raccoglierli e prego che siano raccolti e collocati in luogo decoroso. E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita. E dopo che il Signore mi diede dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò. E quelli che venivano per abbracciare questa vita distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache, e non volevano avere di più. Noi chierici dicevano l'ufficio, conforme agli altri chierici. I laici dicevano i Pater Noster, e assai volentieri ci fermavamo nelle chiese, ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti. Ed io lavoravo con le mie mani, e voglio lavorare, e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onesta. Coloro che non sanno, imparino,
non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. Il Signore mi rivelo che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia la pace. Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro, se non fossero, come si addice, alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola, sempre ospitandovi come forestieri e pellegrini. Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna di privilegio nella curia romana, né personalmente né per interposta persona, né per una chiesa né per altro luogo, né per motivo della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi, ma, dovunque non saranno accolti, fuggano in altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio. E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel guardiano che Gili piacerà di assegnarmi. E così voglio essere prigioniero nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre l'obbedienza e la sua volontà, perché Egli è mio Signore. E sebbene sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico che mi reciti l'ufficio, così come è prescritto nella regola. E non dicano i frati: questa è un'altra regola, perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione e il mio testamento che io, frate Francesco Piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti, perché osserviamo più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore. E il ministro generale e tutti gli altri ministri custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole. E sempre tengano con sé questo scritto assieme alla regola, e in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la regola, leggano anche queste parole. E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella regola, e in queste parole dicendo: così si devono intendere. Ma, come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la regola, e queste parole, così cercate di comprenderle con semplicità e senza commento, e di osservarle con sante opere sino alla fine. E chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'Altissimo Padre, e in terra sia ricolmato della benedizione del suo Figlio diletto, col Santissimo Spirito Paraclito, e con tutte le potenze dei cieli, e con tutti i santi. Ed io, frate Francesco Piccolino, vostro servo, per quel poco che io posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.